Amici sportivi, benvenuti e bentrovati al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Oggi si gioca l'Under 17, campionato allievi regionali. Oggi si gioca TF Renzo Lo Piccolo Terrasini. Nel frattempo godiamoci la carica delle due squadre in campo prima dell'inizio del match. Nel frattempo abbiamo tutto il tempo a disposizione per leggere gli uomini a disposizione della TF. Abbiamo col numero 1 Veliu Reyland, col numero 2 Villardita Samuel, col numero 3 Pisano Federico, col numero 4 Sistore Davide, col numero 5 Fava Fabrizio, col 6 Lapadula Raffaele, col 7 Niceta Francesco, con l'8 Sarro Matteo, col 9 Manzella Antonino, col 10 Mancuso Elias Marco, col 11 Costa Giuseppe, col 12 Verdicaro Mario, col 13 Civiletti Andrea, col 14 Cassataro Flavio, col 15 Schiazzano Mattia, col 16 Cangemi Andrea, col 17 Gilia Giuseppe, col 18 Camilleri Gianluca, col 19 Troia Paolo e col 20 Parrino Gabriele. Si inizia subito al velodromo Paolo Borsellino. Primo possesso subito dell'Athletic, della TF, scusate. Subito lotta sul pallone il capitano Niceta. Renzo Lo Piccolo che prova a cogliere di sorpresa subito la difesa della TF. Difesa che però si fa trovare attenta a recuperare il pallone. Lancia lungo Sistori, cercare il numero 10 Mancuso in profondità. Si guadagna una rimessa laterale della TF. Rimessa laterale subito battuta. Va Pisano a mettere il pallone in mezzo. Si accendono i primi riflettori al velodromo Paolo Borsellino. L'altro pallone lungo. Rimessa laterale per la Renzo Lo Piccolo. Recupera il pallone Manzella. Poi si appoggia al numero 8 Sarro. Renzo Lo Piccolo che prova a cogliere di sorpresa nuovamente la difesa della TF, che però si fa trovare ancora una volta attenta. Passaggio pericoloso sulla corsia di sinistra per la Renzo Lo Piccolo, che prova a ritagliarsi uno spazio per crossare il pallone in mezzo. Che però riesce a recuperare il pallone, lo lancia dalle parti di Costa. Che prova a scambiare con Mancuso, con un po' di difficoltà. Quella che torna tra i piedi della Renzo Lo Piccolo. Si appoggia all'estremo difensore Viviano. Allontanato da Veliu. Lancio lungo per la TF. Non riesce a controllare il pallone Manzella. Si riparte dunque da una rimessa laterale. Da Pisano a recuperare il pallone.
Batte Pisano la rimessa laterale, scambia con Sistori. Palla ora tra i piedi di Fava, che si appoggia alla corsia di destra. Lancio lungo, poi si alza la mano del direttore di gara, fuori gioco. Altro pallone per Pisano. Ottimo scambio di tatto il numero 7 Niceta, poi pallone che praticamente arriva in porta, grande occasione per Manzella, risponde bene però l'estremo difensore dell'Arenzolo Piccolo, ma attenzione, altra occasione per la TF, poi sventa tutto la difesa della squadra ospite, ma ancora assalto TF, dà vantaggio il direttore di gara, poi rimane a terra uno dei giocatori della TF. Scontro di gioco abbastanza duro per uno dei giocatori della TF, ha richiesto l'intervento dell'assistente. Fortunatamente nulla di grave per il ragazzo che si rialza, dovrà però stare qualche attimo a bordo campo. Restituisce il pallone all'Arenzolo Piccolo. Batte corto Beliu, palla tra i piedi di Pisano, prova a lanciare lungo, non trova però i compagni, pallone che esce fuori. Alta rimessa laterale per la TF. Dalla squadra ospite, chiude bene Pisano, serve Sistori che poi a sua volta lancia lungo sulla corsia di destra. Non è ancora tra i piedi della TF. Pisano scambia con Niceta, ancora Pisano per due centrali. Solo Piccolo che lancia lungo sulla corsia di destra, grande occasione per la squadra ospite, poi esce dai pali Veli. Lancio lungo a cercare direttamente il numero 9 Manzella che ancora lotta sul pallone, ferma tutto il direttore di gara. Battere subito la TF cercando di cogliere di sorpresa gli avversari che però sono molto attenti e riescono a sventare questo tentativo, che però rimane tra i piedi della TF. Costa scambia con Pisano che poi mette il pallone in mezzo, in salto Viviano sferra il pallone. Lancio lungo dall'estremo difensore dell'Arenzolo Piccolo, intercetta di testa ma non benissimo la TF, concedendo una rimessa laterale agli ospiti. Pallone che esce fuori, va a recuperare la palla Pisano.
Inizia a pressare alto Lorenzo Lo Piccolo per disturbare un pochettino la TF, che però sembra molto sicura di sé. Gestisce il gioco con tranquillità. Ancora pallone lanciato lungo, poi un attimo di brivido per Lorenzo Lo Piccolo, che lancia lungo e cerca i compagni, intercetta per la TF, pallone che viene agganciato da Niceta, scambio con Costa, lancio lungo Costa, cambiare tutto dall'altro lato del campo, intercetta di testa però Lorenzo Lo Piccolo, che può provare a ripartire, sempre attento però la difesa della TF, scorta il pallone tra i piedi di Veliu, che però rischia in questo passaggio. Lancio lungo della TF, che prova ad attaccare, grande pericolo e grande occasione per la squadra di casa. Viviano però si fa trovare attento e presente. Palla tra i piedi di Sistori, che scambia con Manzella, poi Pisano, scambio Niceta-Pisano, ancora Niceta, che prova a farsi strada, ci mette una pezza però la difesa della Lorenzo Lo Piccolo, che prova a ripartire, attento però il numero 5 Fava, che capisce le intenzioni e recupera il pallone. Ancora Niceta che scambia con Pisano, poi pallone ancora una volta in mezzo a cercare la testa dei compagni proposti in avanti. Chiamano il fallo di mano quelli della Lorenzo Lo Piccolo, direttore di gara che lascia correre. Palla ancora tra i piedi di Niceta, che scambia con Manzella, poi ancora Niceta, va verso Pisano, che ancora una volta prova a mettere il pallone in mezzo, un salto, Viviano mette una pezza. Lancio lungo di Viviano, intercetta Pisano, va Sarro a tirare direttamente da fuori area, troppo centrale però. Altro lancio lungo di Viviano, poi aggancia il pallone Sistori, scambia col solito Pisano. Lancia lungo il numero 8 Sarro, a cercare il compagno sulla corsia di destra, pallone che esce. Pallone interessante, però viene recuperato da Lorenzo Lo Piccolo, che prova a scattare sulla corsia di destra, lotta però sul pallone la TF, in particolar modo Pisano e Niceta, commettendo però fallo. Punizione per Lorenzo Lo Piccolo, che lancia lungo a cercare i compagni proposti in profondità. Recupera subito il pallone la TF, che con Niceta prova a ripartire. Pallone tra i piedi di Manzella, che va per la porta, troppo alto per il tiro
Non inquadra lo specchio della porta per poco. Messa dal fondo battuta, subito la TF riaggancia il pallone, si propone sulla corsia di sinistra, palla tra i piedi di Manzella, che scambia con Niceta, ancora Manzella, per un soffio non riesce a sbloccare il match. Gran peccato ancora una volta per la TF, però ottimo l'atteggiamento della squadra di casa. Continua a proporsi in avanti. Lancio lungo. Subito intercettato dalla TF che ripropone in avanti per i compagni proposti in zona offensiva. Poi buonissima la chiusura di Fava. La Padula gestisce con tranquillità, scambia col compagno. Altra occasione interessante per la TF che si trova nell'area, il Renzolo Piccolo cade a terra, il numero 10 Mancuso, richiesto il fallo per il direttore di gara, però è tutto regolare. Prova a ripartire nuovamente la TF. Va Niceta, scambia con Costa. Il pallone che va sulla corsia di destra. Lotta Villardita sul pallone. Lancio lungo della Renzolo Piccolo, intercetta di testa la TF. Ferma tutto il direttore di gara per un fallo ai danni della squadra ospite. Nel frattempo 17° minuto di gioco, ancora 0-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. Diverse le occasioni della squadra di casa per sbloccare il match. È andata più volte ad un soffio. Il primo gol della partita. Che continua a spingere, che continua a mostrare sicurezza e qualità sul campo. Renzolo Piccolo che in questa fase di gioco sembra soffrire notevolmente l'avversario. Tempo palla tra i piedi di Pisano, va per scambiare con Manzella, poi ancora Pisano che mette il pallone in mezzo. C'è bene la difesa della Renzolo Piccolo che allontana, ma attenzione, ancora pallone tra i piedi della TF. Lotta Asistori sul pallone e lo protegge e scambia col compagno. Fava si appoggia alla corsia di destra, poi ancora pallone tra i piedi di Sistori. Lancio lungo a cercare Pisano. Torna indietro Costa verso la Padula, ancora la Padula che prova a lanciare in mezzo, aggancia Manzella che prova a farsi strada e appoggia verso Villardita che poi mette in mezzo.
Grande occasione per la TF, l'ennesima. Poi la Padula lotta sul pallone, si appoggia a Pisano e scambia con Niceta. Tra i piedi del numero 4, poi ancora Niceta. Pisano scambia con Niceta, poi ancora Pisano che mette il pallone in mezzo. Renzolo Piccolo che allontana di nuovo. Costa lotta sul pallone. Ancora Costa che insiste sul pallone, poi buona chiusura. Si ripartiva da un calcio d'angolo in favore della Renzolo Piccolo. Calcio d'angolo battuto. Qualche squarcio di sole si apre sopra il velodromo Paolo Borsellino in una giornata particolarmente nuvolosa. E con gli squarci di sole arriva la ripartenza della TF sulla corsia di destra, che continua ad insistere e continua ad affondare. Recupera la Renzolo Piccolo, visibilmente in fuorigioco della squadra ospite. Gioco che riprende. Intervento non giudicato fallo solo al direttore di gara. Lascia correre. La Padula si appoggia alla corsia di destra, poi allontana la difesa della Renzolo Piccolo. Torna Costa sul pallone. Accetta e legge bene la TF. Lancia verso Manzella. Ancora Manzella che viene atterrato, ma tutto regolare secondo il direttore di gara. Sistori palla al piede, scambia con il compagno, poi recupera il pallone e la Renzolo Piccolo che lancia lungo. Si alza ancora una volta la mano del direttore di gara, fuori gioco. Alla trepidi di Pisano. Poi Manzella prova a fare breccia, però grande rischio, ferma tutto il direttore di gara. Lancia lungo la Renzolo Piccolo. Aggancia il pallone il numero 8.
dall'alto della squadra ospite. La lettura della difesa della TF che gestisce palla. Pisano scambia con Veli, poi affida il pallone a Sistori. Lotta ancora Manzella sul pallone, che poi si appoggia di nuovo a Sistori, che lancia lungo alle parti di Villardita. Ancora Niceta, palla al piede. Prova a scambiare con Manzella, non ci riesce, poi entra in ritardo. Lancio lungo. Recupera subito il pallone la TF. Sistori si appoggia a Villardita, poi Renzolo Piccolo che recupera il pallone. Recupera palla la TF. Con Pisano che gestisce, si appoggia a Veliu. Sistori va per il lancio lungo a cercare Manzella, che riesce ad agganciare il pallone e a tu per tu con l'estremo difensore della Renzolo Piccolo non riesce a batterlo, però altra grande occasione. Ottimo intervento da parte di Viviano, grande occasione per Manzella. Ferma il gioco il direttore di gare. Sistori, palla al piede, scambia con Costa. Poi lancio lungo a cercare Villardita. Palla tra i piedi di Mancuso che prova direttamente il tiro, mancando lo specchio della porta. Si riparte da una rimessa dal fondo. Nel frattempo 27 i minuti di gioco al velodromo Paolo Borsellino, ancora 0-0 il risultato nonostante diverse ghiotte occasioni avute dalla squadra di casa. Nel frattempo Pisano scambia con Sistori. La Padula, ancora Sistori. Lancio lungo, buona lettura della difesa della Renzolo Piccolo, ma non basta. Palla tra i piedi di Villardita che mette il pallone in mezzo a favorire Mancuso che non riesce a coordinarsi bene. Ennesima azione interessante costruita dalla TF. Sta facendo un'ottima partita in ogni parte del campo, fatta eccezione per gli ultimissimi metri che la dividono dalla porta, dove è mancato un po' di precisione. Recupera un interessante pallone la Renzolo Piccolo nel frattempo, che scatta col suo numero 9 sulla corsia di destra e fa venire un brivido a tutta la TF. Pallone che sfiora lo specchio della porta. Veliu salta per metterci la mano. Si riparte da una rimessa dal fondo. TF che sta mostrando sicuramente molta qualità.
deve al più presto capitalizzare qualche azione se non vuole essere presa alla sprovvista da qualche possibile contropiede della Renzolo Piccolo. Nel frattempo Villardita scambia con Mancuso, ancora Mancuso che mette il pallone in mezzo, poi il pallone che arriva tra i piedi di Viviano che allontana come può. Altro pallone in mezzo che scivola dalle mani di Viviano, grande pericolo. Poi ferma tutto il direttore di gara. Punizione per la TF. Primo calcio piazzato interessante del match. Sul pallone va Sistori. Va Sistori alla battuta. Poi spizza di testa Manzella. Si ferma uno dei giocatori della Renzolo Piccolo, probabilmente un pestone. Va a terra Genovese. Si riprende. Viene restituito alla TF. Fava scambia con Villardita. Lotta alla Padula sul pallone, riesce a recuperarlo, si appoggia poi a Veli. Palla tra i piedi di Sistori, si appoggia a Costa, poi pallone dalle parti di Villardita, poi Renzolo Piccolo che allontana, ma attenzione, ottimo pallone intercettato da Sistori. Poi Manzella che scambia con Pisano e poi mette un pallone interessantissimo in mezzo, palla che rimane lì, tentato il tiro, tentato un altro tiro e poi palla che viene allontanata dalla difesa della Renzolo Piccolo, che può provare a ripartire con un lancio lungo sulla corsia di destra, pallone che però non riesce a rimanere in campo, sarà dunque rimessa laterale, subito battuta da Sistori che scambia con Niceta. Poi palla dalle parti di Fava, si appoggia a Villardita. Lotta a Costa che si appoggia ancora una volta a Villardita, pallone che spiove in mezzo, allontanato di testa, ma attenzione ancora Manzella sul pallone che serve Pisano.
che mette un'altra palla interessante in mezzo, però Viviano ci arriva prima. Rinvio lungo, lotta Pisano di testa, aggancia la Sistoli. Aggancia il pallone Niceta che scambia con Pisano, poi palla dalle parti di Manzella. Ancora Manzella, tu per tu con il portiere. Chiude bene il numero 4 dell'Arenzolo Piccolo. Manzella si guadagna un prezioso calcio d'angolo per i suoi. Va Sistoli a recuperare il pallone. Corner battuto e poi pallone che finalmente si insacca dentro. Va in vantaggio la TF. A portare in vantaggio la squadra di casa è il numero 6 Raffaele Lapadula, che sblocca finalmente il risultato sullo sviluppo di un calcio d'angolo e permette ai suoi di gioire e di portarsi in vantaggio. Ora la squadra di casa deve continuare a mantenere alta l'intensità, possibilmente anche allungando ulteriormente il proprio vantaggio. Nel frattempo Manzella si guadagna una punizione. Ottima finora la prestazione della squadra di casa, che in questo primo tempo ha dimostrato profondo carattere. Gli era mancato solo il gol, che la Padula è riuscita a portare a casa, portando in vantaggio i suoi. Nel tempo va Sistoli alla battuta del calcio di punizione. Alla tra i piedi di Pisano, prova a mettere in mezzo, fa Mancuso ancora una volta sul pallone. Poi palla che viene allontanata dalla difesa della squadra ospite. Messa laterale battuta dalle parti di Sistoli, che si appoggia direttamente a Veli. Palla tra i piedi di Lapadula. Pisano, lancio lungo a cercare Niceta. Trova però la testa della difesa dell'Arenzolo Piccolo. Viene recuperato da Pisano, che prova il filtrante, troppo debole però. Nel frattempo recupera il pallone Sarro, che va da Villardita, che prova a mettere la palla in mezzo. Intervento visibilmente in ritardo, vola il primo giallo del match, vola ai danni del numero 5 Fava.
Si ripartirà dunque da una punizione in favore della squadra ospite. Punizione battuta. A cercare i compagni sulla profondità, trova però la testa di Pisano. Poi il pallone che viene allontanato. Subito batte la rimessa laterale Niceta, la tenuta abbastanza vistosa su Manzella. Si guadagna una punizione. Ancora Sistori sul pallone, battere la punizione. A cercare i compagni in area, poi viene allontanata dal numero 4 Bifarella. Palla che torna tra i piedi di Sistori, che lancia verso Manzella, che lotta sul pallone e si guadagna un'altra punizione, stavolta ai limiti dell'area. Rimane sul pallone il numero 4 Davide Sistori. 4 uomini in barriera per la Renzolo Piccolo. Punizione abbastanza incomprensibile, permette la ripartenza della Renzolo Piccolo. Poi il pallone che viene subito recuperato dalla TF. Subito Villardita scatta sulla corsia di destra e poi prova a mettere il pallone in mezzo, che però finisce tra le braccia di Viviano. Pallone intercettato da Costa, che poi va per servire Manzella, che prova a mettere un pallone favorevole per Mancuso, sbagliando le misure però. Pallone che va tra le braccia di Viviano. Il lancia lungo, allontana la Padula, poi rimette in gioco la Renzolo Piccolo. Non è tra i piedi del numero 7 Cataldo, che si appoggia alla corsia di destra al compagno. Prova a mettere un pallone in mezzo, ci mette una Pezzaveliu, palla che rimane in gioco con Pisano che si appoggia a Mancuso. Poi scambia con Villardita. Villardita perde il pallone. Renzolo Piccolo che prova a scattare sulla corsia di sinistra. E poi Villardita che rimedia mettendo il pallone fuori in rimessa laterale. Mancano poco più di 2 minuti al termine della prima frazione di gara. Staremo a vedere quanti saranno quelli di recupero dati al direttore di gara. Rimessa laterale battuta dalla Renzolo Piccolo, allontana la TF. Palla tra i piedi di Pisano. Sistori scambia con Niceta, poi Manzella.
allontanato. Lotta sulla palla il numero 5 Fava. Poi pallone che torna alle parti di Veli. Pallone recuperato da Larenzolo Piccolo, che prova a rendersi pericolosa nell'area della TF. Mette una pezza alla difesa della squadra di casa, poi allontana e prova a lanciare dalle parti di Manzella. Legge bene però la difesa della squadra ospite, che recupera il pallone e prova a ripartire sulla corsia di destra. Mette fuori la Padula. Un solo minuto di recupero, quello dato dal direttore di gara. Mette la rimessa da Larenzolo Piccolo, che poi mette il pallone in mezzo, pericolosissimo, palla che rimane lì, poi viene allontanata dalla TF. Poi lotta sul pallone il numero 10 Mancuso. Allontana di testa la Padula, poi allontana Niceta, favorendo la ripartenza di Manzella sulla corsia di sinistra. 1 contro 1, Manzella punta l'uomo, lo salta e si ritrova a tu per tu con il portiere, ma attenzione al pallone che rimane lì, e poi altro tiro troppo alto, però non inquadra lo specchio della porta. Si ripartirà da una rimessa dal fondo, che potrebbe essere accompagnata dal duplice fischio del direttore di gara, cosa che non avviene. Ferma il gioco. Punizione probabilmente per un fallo di mano per la TF, l'assistere sul pallone. Sistori invita tutti i suoi ad avanzare, approfittando di quest'ultimo momento per un possibile raddoppio. Palla che arriva effettivamente nell'area della Larenzolo Piccolo, tra i piedi di Mancuso, che prova a farsi strada. Ancora Mancuso, prova a servire i compagni in mezzo. Palla che poi arriva dalle parti della bandierina. E poi adesso arriva il duplice fischio del direttore di gara. Si chiude sull'1-0 il primo tempo di TF Larenzolo Piccolo, a portare in vantaggio la squadra di casa. Il gol di Raffaele Lapadula sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Rimanete connessi per assistere anche al secondo tempo di questo match. Si torna a giocare al Dino Liotta di Licata 2 settimane dopo i fatti con il San Vito Lo Capo, e in casa della capolista arriva il 90-011 Bagheria di mister Sandro Tarantino, che cerca di partire nel migliore dei modi per allontanarsi dalla zona rossa della classifica, ma subito su un calcio d'angolo battuto dalla sinistra la palla spiove e c'è il colpo di testa vincente da parte di Viglianisi, che batte imparabilmente Faraone e sblocca subito il risultato in favore dei gialloblu. E poi dedica speciale per un figlio o una figlia in arrivo per il numero 21 a disposizione Lilo Bonfatto, che dunque sblocca subito la partita in favore del Licata. Reagisce però subito il 90-011 con questo tentativo in inserimento da parte di Balistreri, con la sfera che si perde alta sopra la traversa. Poi ancora azione sulla destra del Licata, Arario arma Manfrè, tiro deviato imparabilmente, palla che si insacca ancora una volta alle spalle di Faraone ed è 2-0 per il Licata. Protesta il 90-011 perché c'è un proprio giocatore a terra proprio sugli sviluppi dell'azione, ma il direttore di gara non sente ragioni e convalida la rete. Torna a farsi vedere in avanti, però la formazione ospite con questo pallone messo in mezzo, l'uscita alta da parte di Federico Valenti, che poi rimane anche a terra contuso. Si riaffaccia in avanti allora il Licata con questa giocata sull'out di destra tra Brugnone e Arario, il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Manfrè e la palla che sorvola la traversa. Dall'altra parte il 90-011 prova a riaffacciarsi dalle parti di Valenti, che deve smanacciare in calcio d'angolo su questa conclusione velenosa da parte di Romano. Poi ancora
il Bagheria che attacca, c'è questo calcio di punizione convalidato da un fallo di mano, battuta velocemente a sorprendere gli avversari, ma c'è la girata di Balistreri che sorvola la traversa, altro pallone messo in mezzo sempre dalla destra, batti e ribatti nel cuore dell'area di rigore, poi il salvataggio decisivo è quello di Porcaro che toglie letteralmente il pallone dalla disponibilità degli attaccanti del Bagheria. Con le immagini passiamo al secondo tempo con questo break da parte di Romeo, poi la palla al limite dell'area di rigore per il tentativo di Scalisi che da buona posizione non inquadra lo specchio, dall'altra parte Arario se la sposa sul destro, calibra il traversone e c'è ancora il caprone Vincenzo Manfrè, doppietta per il centravanti palermitano che firma il 3-0, poi corre verso la panchina perché c'è un compagno da andare ad abbracciare per esultare, per festeggiare per il gol del 3-0 che va a chiudere di fatto i giochi in favore del Licata. E allora c'è spazio per qualche tentativo sporadico da parte del 90-011 che cerca quantomeno di ridurre il gap qui su questa discesa sulla destra con il cross che spiove sul secondo palo, il tentativo di sforbiciare la punizione sempre in favore della squadra di Tarantino che si fa apprezzare per la qualità di gioco nel secondo tempo e altro piazzato che sfiora il palo. Poi però ancora ci prova su un ottimo tentativo di pressione alta la squadra ospite, tentativo a giro con la sfera che si perde abbondantemente fuori sul tiro di Lococo. Era questa l'ultima opportunità della partita. Sul rinvio di Faraone il signor Motta di Siracusa pone fine alla partita, vince il Licata. Da Sportisil è tutto, alla prossima. Allo stadio Ilardo di Lascari scocca l'ora del derby delle Madonie tra la capolista Lascari Cefalù e il Gangi che cerca lo sgambetto alla prima della classe, partita molto intensa, molto vivace, fin dai primi minuti, tant'è che dopo 9 giri di lancette attacca subito la squadra di Comito con la discesa sulla destra, il pallone messo in mezzo dove c'è Justice Bocciuei, il quale si libera, spara col destro da posizione molto defilata, ma riesce comunque a metterla alle spalle del portiere del Gangi ed è 1-0 in favore della capolista con Justin Bocciuei che torna al gol al quarto d'ora, punizione telecomandata di Ivan Tarantino che sorvola di poco la traversa ma poi torna a farsi sotto il Gangi che in una delle prime sortite offensive trova il gol del pareggio con questa perla da parte di Idrissa Camara, battuto man mano e 1-1 all'Ilardo, grandissimo gol di Camara che di fatto sblocca la squadra biancorossa al 25esimo, attacca dall'altra parte con Bocciuei il Lascari Cefalù, la palla messa in mezzo per Moccero, la conclusione è debole, soprattutto poco angolata, parata dal portiere, ma da qui in poi sarà quasi un monologo del Gangi che attacca al 26esimo con questa azione sulla destra conclusa da Bustos, palla fuori non di molto alla mezz'ora, ancora Gangi che attacca questa volta sull'out di sinistra dopo questo bellissimo cambio di gioco, alla fine il pallone arriva dalle parti di Camarà che è molto meno preciso rispetto all'azione del gol e manda la palla sopra la traversa, poi un'azione offensiva da parte dell'Ascari Cefalù, la porta è praticamente sguarnita ma ci pensa Ogbonda a salvare sulla linea, a sostituirsi al suo portiere, a negare il 2-1 all'Ascari, ma occhio perché Ogbonda nell'ultima azione del primo tempo sarà protagonista dall'altra parte, colpo di testa vincente, arrivando dalle retrovie come un treno sugli sviluppi di un calcio d'angolo e allora Alex, difensore del Geraci, porta il Gangi in vantaggio proprio poco prima della fine del primo tempo, ma la ripresa invece si apre con il botto, calcio d'angolo per il Lascari Cefalù, serie di batti e ribatti, serie di tocchi, alla fine colpisce la traversa Moccero che ritrova poi il pallone dopo la respinta e mette al terzo minuto il gol del 2-2, riporta in linea di galleggiamento la capolista e poi corre con rabbia ad andare a prendere il pallone perché c'è una partita da provare ad andare a vincere e 3 minuti dopo sul calcio di punizione di Tiscione, altro colpo di testa di Moccero, indemoniato in questo avvio di ripresa, la palla esce di pochissimo, poi un po' di minuti in cui il Gangi riprende le misure all'avversario e al minuto 68 questo diagonale da parte di Suarez attraversa tutto lo specchio della porta. Poi è Bustos che insieme a Camarà va a recuperare un bel pallone sul lato destro. Il numero 10 serve proprio Bustos che arriva a tu per tu con man mano, ma anche grazie alla rimonta di Tarantino non inquadra la porta dovendo calciare in maniera troppo rapida. Poi al 77esimo Suarez dal limite colpisce la traversa, la palla poi rimbalza fuori dallo specchio della porta. Lascari Cefalù un po' in blackout, una delle prime volte dall'inizio della stagione in cui questo accade, ma poi al minuto 81 con Pastorella ha una grande opportunità, la spreca mandando la palla sopra la traversa e di fatto questa
L'ultima azione della partita, Lascari Cefalù bloccato sul pari dal Gangi nel derby delle Madonie. Da Sportisir è tutto, alla prossima. Il via del direttore di gara. Via che arriva in questo momento, batte il numero 6, impegna con i guantoni Schiera che prova a bucare per vie centrali. Athletic che recupera subito il pallone, si trova tu per tu il numero 7 con il portiere. Grande occasione per Conforto. Ancora pallone tra i piedi dell'Athletic. Palla che arriva tra i piedi del numero 7 che ancora una volta si propone nello stesso identico punto di prima, ci ha provato Conforto. Greco va per mettere il pallone in mezzo e poi entra! Quello che all'inizio sembrava un semplice cross in mezzo si trasforma nel gol del vantaggio per l'Athletic. Lancio lungo dalle parti di Greco che riesce ad agganciare il pallone, si trova tu per tu con il portiere e poi clamorosamente prende un palo. Un fallo interessante dell'Athletic. Se lo procura in particolare il numero 11 Baglione, poi tiro da fuori area. Calcio d'angolo battuto, poi pallone tirato ai limiti dell'area da Greco. Altro corner battuto. Grande rischio per i nerorosa. Lotta nell'area di rigore della Buonpastore, poi pallone che viene scodellato in mezzo e poi viene messo dentro per il raddoppio dell'Athletic che fa 2-0 e si porta ancora di più in vantaggio. Citta subito l'Athletic che recupera un pallone interessantissimo e lancia i propri verso la porta. Arriva il tiro e arriva il gol del 3-0 per l'Athletic. Si riparte da una punizione battuta dal numero 8 Gallo che va dritta sul 19 che tenta il tiro dritto in porta, ci ha provato Segreto. Va Gallo alla battuta, pallone che va dritto in porta, ancora una volta Tesauro chiamato ad intervenire, ancora una volta Tesauro riesce ad afferrare il pallone. Palla tra i piedi del numero 16 che tenta la cannonata e scheggia la traversa. Ci aveva provato Testa. Corner battuto, spizzata di testa e poi arriva un altro gol. Arriva in concomitanza del triplice fischio. Quasi tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di TF Renzolo Piccolo, match valido per il campionato allievi regionali Under 17. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara per iniziare la seconda frazione del match. Fischio d'inizio che arriva in questo momento, può dunque iniziare il secondo tempo di TF Renzolo Piccolo Terrasini. Prima metà di gara chiusa sul risultato di 1-0, a portare in vantaggio la squadra di casa è stato il numero 6 Raffaele Lapadula sullo sviluppo di un calcio d'angolo. Squadra di casa che nella prima metà di gara ha sicuramente fatto da padrone, creato molto, sprecato altrettanto, però grazie alla spizzata finale di Lapadula è riuscita a portarsi in vantaggio. Veramente un vantaggio che è molto corto, che un singolo episodio sbagliato potrebbe portare a nuovamente rimettere i giochi in parità,
TF che dunque deve affrontare questo secondo tempo con lo spirito di chi non molla un centimetro e di chi possibilmente ha tutta l'intenzione di allungare ulteriormente le distanze in modo tale da gestire lo sforzo degli ultimi minuti in maniera più serena. Nel frattempo possesso TF, Manzella che più volte si è ritrovato a tu per tu con il portiere. Poi Sistori recupera il pallone Larenzolo Piccolo, riesce ad agganciare nuovamente il pallone Villardita che prova a mettere la palla in mezzo, poi ancora palla tra i piedi di Villardita che mette nuovamente il pallone in mezzo, poi tiro e manca lo specchio della porta. Grande occasione per Costa. Batte corto Viviano, poi lancia lungo Larenzolo Piccolo, fa trovare presente la difesa della TF. Larenzolo Piccolo però che continua a tenere il pallone tra i propri piedi, recupera Villardita, ci mette una pezza e TF che si ricompone ordinatamente. Tra i piedi di Costa che però calibra male il passaggio, che termina fuori in favore però della TF che batte subito. Costa si appoggia alle retrovie, palla tra i piedi di Fava, prova a scambiare con Villardita. Larenzolo Piccolo che inizia a mostrare un po' più di carattere rispetto al primo tempo, che sa che deve fare questo e altro per tentare quantomeno di ristabilire la parità nel match. TF che di contro sembra essere scesa in campo in maniera abbastanza ordinata, con la testa di una squadra che vuole gestire il vantaggio e perché no magari sfruttare qualche occasione favorevole. Nel frattempo rischia il direttore di gara, fuori gioco della TF. Punizione battuta, aggancia il pallone il numero 8 Sarro, palla che rotola tra i piedi di Fava, si appoggia alla Padula, lotta la Padula sul pallone. Larenzolo Piccolo nel frattempo che prova a scattare sulla corsia di destra. Pisano riesce a favorire il compagno a recuperare palla. La palla che va tra i piedi di Villardita. Recupera subito palla alla TF. Sistori che si appoggia direttamente a Veli, inizia a pressare alto Larenzolo Piccolo. Nel frattempo la panchina di Larenzolo Piccolo richiederebbe un calcio di rigore, rimane a terra uno dei giocatori della squadra ospite.
Diverse proteste dalla panchina della Renzolo Piccolo. La situazione si scalda abbastanza. Gioco momentaneamente fermo. Match che può riprendere. Si ripartirà da una rimessa laterale fuori dalla Renzolo Piccolo che restituisce il pallone alla TF. Palla tra i piedi di Sarro che scambia con Mancuso. Ancora pallone tra i piedi di Mancuso che si appoggia ai compagni sulla corsia di sinistra. Palla ancora che prova ad affondare sulla corsia di sinistra, poi pallone in mezzo, Villardita raddoppia con un gol bellissimo, raddoppia il vantaggio la TF, lo fa con la spizzata vincente di Villardita. Doppia la squadra di casa e lo fa grazie al gol del numero 2 Samuel Villardita. Mister della Renzolo Piccolo che invita i suoi a non mollare. Nel frattempo si riprende il gioco al velodromo Paolo Borsellino, 2-0 ora il risultato in favore della squadra di casa. Renzolo Piccolo che ora prova ad affondare, tiro che fa venire un attimo di brivido a Veliu. Si ripartirà da una rimessa dal fondo. Tempo vola il giallo per le proteste della panchina della Renzolo Piccolo. Riprende il gioco. Tra i piedi di Mancuso. Lancio lungo della TF. Cercare Manzella. Ancora Manzella sul pallone. Riesce a recuperare il pallone alla squadra dell'ospite. Pressa la TF. Ancora Villardita. Pallone recuperato da Sistori. Si appoggia a Villardita. Poi sbagliato a calibrare il passaggio.
Pallone che viene recuperata da Larenzolo Piccolo, che ora può provare ad affondare. Ancora possesso della squadra ospite. Riesce a recuperare la TF, che prova ora a ripartire. Sistori prova ad appoggiarsi a Sarro. Ha comprato male il passaggio. Prova ad affondare il numero 9 Larenzolo Piccolo, genovese. Costringe Velio ad intervenire. Gestisce la TF. Altro tiro che però non inquadra allo specchio della porta. Gioca anche un po' con il cronometro Velio, squadra di casa che si prende tutto il tempo del mondo, in virtù anche del doppio vantaggio conquistato. Palla ancora tra i piedi di Velio, che lancia lungo dalle parti di Villardita. Recupera molto bene il pallone il numero 14 di Larenzolo Piccolo, che poi prova a sventagliare la palla in mezzo, non riuscendo però a trovare la testa dei compagni. Attenzione, ancora possesso Larenzolo Piccolo, che prova a farsi strada. Si guadagna un calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la squadra ospite, che batte, non riesce a trovare la testa, poi il pallone che viene allontanato per favorire la ripartenza della TF, con Manzella che prova ancora una volta a lanciare lungo. Palla ancora tra i piedi della TF, perde un pochettino di tempo la squadra di casa, permette alla squadra ospite di rimettersi in difesa. Poi Renzolo Piccolo che riesce a recuperare il pallone e prova a ripartire. Palla tra i piedi del numero 10 della squadra ospite, che prova a puntare l'uomo, prova a saltarlo, lascia correre il direttore di gara. Ancora pallone tra i piedi della Renzolo Piccolo, poi palla a sfidare Veli, che però si fa trovare presente e subito lancia per i compagni. Renzolo Piccolo che ha trovato sicuramente un'energia rinnovata dopo il gol del 2-0, frutto anche dell'orgoglio, per voler dimostrare di che pasta si è fatti. Nel frattempo triplo cambio in casa Athletic. Ad entrare sono il numero 14 Cassataro Flavio, il numero 18 Camilleri Gianluca e il numero 19 Troia Paolo. Riprende il gioco. Dopo il triplo cambio della squadra di casa. Uno pallone toccato per il numero 18 Camilleri. Poi Manzella che va vicinissimo al gol del 3-0. Gol praticamente salvato sulla linea dalla difesa della Renzolo Piccolo. Sistori che si prepara alla bandierina per battere il calcio d'angolo.
calcio d'angolo battuto, poi pallone che va a sfidare direttamente la porta, che per un attimo da questa prospettiva sembrava quasi dentro, invece no, rimessa dal fondo. Arriva il cambio nel frattempo anche in casa della Renzolo Piccolo. Il numero 13 Berardi Riccardo, nel frattempo dalla rimessa dal fondo per la squadra ospite. Lancio lungo, intercetta subito il pallone l'ATF, però poi recupera grazie a Sistoli. Renzolo Piccolo che riesce a recuperare nuovamente il pallone, palla tra i piedi del numero 10 della squadra ospite, continua a difendere il pallone, poi si appoggia al compagno. Lancio lungo. Pallone ancora tra i piedi dell'ATF. E prova ad andare per vie centrali. Palla tra i piedi di Mancuso che lotta ancora. Tutto regolare secondo il direttore di gara, che poi ferma il gioco. Si ripartirà da una punizione in favore dell'ATF. Nel frattempo momentaneamente fuori il numero 4 Sistoli. Battuto. Il numero 18 dell'ATF che mette in mezzo il pallone. Ricancia la Renzolo Piccolo che prova a ripartire sulla corsia di destra. Intervento irregolare della squadra di casa, vola anche un giallo. Si ripartirà dunque da una punizione in favore della Renzolo Piccolo. Punizione in zona abbastanza interessante. Punizione battuta, Veliu costretto ad intervenire smanacciando, poi allontana la difesa dell'ATF. Attenzione, pallone ancora lì e poi Veliu chiude definitivamente i giochi afferrando il pallone tra le sue braccia, favorendo la ripartenza dei suoi. Provano ad affondare sulla corsia di sinistra. Pallone in mezzo e poi ancora nulla per il direttore di gara, tutto regolare. La Renzolo Piccolo recupera il pallone Cassataro che poi si appoggia direttamente a Veliu.
lancio lungo a cercare Camilleri. Battuta la rimessa laterale. Afferra il pallone tra le braccia Veliu. Poi si appoggia a Sistori che nuovamente torna da lui. Cassataro scambia con la Padula. Lancio lungo che favorisce Mancuso. Poi si appoggia al numero 8 della TF. Sarro aveva sfidato direttamente Viviano, trovando però un attento estremo difensore per Arenzolo Piccolo. Nel frattempo arriva un altro triplo cambio per la TF. Ad entrare sono il numero 16 Cangemi Andrea, il numero 17 Gilia Giuseppe ed il numero 20 Parrino Gabriele. Rimessa laterale battuta. Prova ad infastidire l'Arenzolo Piccolo. Si infastidisce anche l'allenatore della TF, che nonostante il doppio vantaggio vorrebbe che i suoi spingessero di più. Tempo lancio lungo, andare a cercare il numero 19 Troia. Poi il pallone che viene recuperato da La Padula che si appoggia a Veliu. Alle tre piedi di Sistori che scambia con Mancuso. Ancora pallone ai tre piedi di Mancuso. Si appoggia a Camilleri. Poi riesce a recuperare un difficile pallone ancora Mancuso. Scambio Camilleri-Mancuso. E poi il pallone che termina fuori. Sarà rimessa laterale per la TF. Va Camilleri a recuperare il pallone. Allontana l'Arenzolo Piccolo. Poi intercetta un buon pallone Cassataro. E poi pallone che torna fuori. Pallone interessante per la TF che prova a bucare le difese dell'Arenzolo Piccolo. Poi pallone che viene allontanato in calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo a cercare fuori dall'area Parrino, poi ferma tutto il diretto verticale. Ripartiva da una punizione in favore dell'Arenzolo Piccolo.
Prova con il lancio lungo la squadra ospite. Pallone che però finisce tranquillamente tra i piedi di Veli. Va per appoggiarsi alla Padula. Poi scambio con Sistoli. Ancora la Padula. Cassataro. Va da Gilia. La Padula evita il peggio, si appoggia nuovamente a Veli. Ancora la Padula che va per il lancio lungo, intercetta però di testa il numero 4 Bifarelli. Ancora però pallone tra i piedi della TF, va per servire il numero 18 Camilleri, poi va direttamente verso la porta il numero 19 Troia Paolo. Ottimo controllo prima di testa e poi tiro murato da Viviano, che nonostante i 2 gol subiti sta facendo comunque un'ottima partita, si sta facendo trovare a più riprese pronto. Nel frattempo calcio d'angolo per la TF, corner battuto e poi pallone che si insacca dentro per il 3-0 della TF. Doppietta di La Padula, grandissima partita per il giocatore. Ed è proprio la Padula ad uscire, al suo posto entra il numero 13 Andrea Civiletti. (3-0) il risultato al velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Grandissima partita della squadra di casa, sia nel primo tempo che nel secondo tempo ha dimostrato il proprio valore. Primo pallone toccato per Civiletti, lancio lungo a cercare Mancuso, poi pallone interessante a bucare. Ha fatto una buona proposta il numero 20 Parrino, poi lancio lungo, l'estremo difensore della Renzolo Piccolo, palla che però finisce tranquillamente tra i piedi di Veli. Lotta alla Renzolo Piccolo, poi altro pallone fuori. Battuta rimessa laterale. Pallone che termina fuori, sarà calcio d'angolo per la TF. Corner battuto e poi altro pallone che si insacca dentro. A segnare stavolta il numero 3 Pisano.
4-0 il risultato al velodromo Paolo Borsellino. A segnare l'ultimo gol il numero 3 Federico Pisano. Distanze che ormai si sono fatte abissali tra le due squadre. L'intensità del match da parte dell'Arenzolo Piccolo che comprensibilmente si abbassa. Pallone interessante. A servire Mancuso che poi viene allontanato. Attenzione, il pallone è ancora in gioco. Lotta ancora Mancuso sul pallone, se lo assicura. E poi fallo dato all'Arenzolo Piccolo. Invece no, è punizione per la TF ai limiti dell'area, pochissimi centimetri dall'area. Punizione che mirava direttamente alla porta. Bella battuta dal numero 19 Troia. Lancio lungo. Poi entrata abbastanza in ritardo del numero 13 Civiletti Andrea che si becca il giallo. Rimane a terra il numero 10 Luigi Sgroi, l'Arenzolo Piccolo. Si rialza però fortunatamente il ragazzo, nulla di grave. Va a Fazzone alla battuta della punizione. Pallone per la TF. Ferma tutto il direttore di gara. Si ripartirà da una punizione per la squadra ospite. Sbaglia a calibrare il passaggio Gilia. Il pallone che viene subito recuperato dalla TF che ancora una volta prova a proporsi in avanti. Lotta sul pallone il numero 19 Troia. Riesce a metterci una pezza Camilleri. Palla tra i piedi di Parrino. Sacca il pallone. Invece no, pallone fuori. Per una volta la prospettiva inganna. Calcio d'angolo battuto.
Ora pallone che rimane lì e poi Viviano ferma tutto, però rimane a terra uno dei giocatori dell'Arenzolo Piccolo. Sembra il numero 13 Riccardo Berardi. Recupera un altro pallone la TF, Arenzolo Piccolo che prova a rispondere, un lancio lungo, palla tra i piedi del numero 14, non riesce a farsi strada, ci aveva provato Di Liberto. Lotta sul pallone, lo recupera il numero 10 Sgroi, ancora Sgroi, prova a farsi spazio tra le maglie della TF, poi trattenuta abbastanza vistosa, si guadagna una punizione per la propria squadra il numero 10 Luigi Sgroi. A batterla va il numero 9 Genovese.